Buonasera, bentrovati con l'informazione di Prealpina. Apriamo questa sera il nostro giornale con l'allarme per i furti in abitazione che aumentano con l'arrivo dell'estate. Sventato a Vergiate il raid di una presunta banda trovata in auto con diverse valigette con arnesi da scasso. La polizia locale ha fermato il veicolo ieri pomeriggio durante un controllo del territorio. Gli agenti hanno sequestrato gli attrezzi e denunciato i 3 uomini a bordo dell'auto di etnia rom, con precedenti per furti in appartamento e altri reati contro il patrimonio. Terzo mandato dei governatori? Non ci sono i numeri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha gettato la spugna sulla questione cara al Carroccio. Lo ha fatto alla festa della Lega a Oggiona con Santo Stefano, dove ha parlato anche di Global Minimum Tax. Un primo risultato l'abbiamo ottenuto, ha detto. Ascoltiamolo al microfono di Elisa Ranzetta con le immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Se gli altri non ce lo votano diventa praticamente impossibile. Purtroppo ci abbiamo tentato in tutti i modi. Bisogna prendere dato che non ci sono i numeri e il tempo passa. Sicuramente noi abbiamo evitato con questo accordo fatto in sede di G7, quindi non è un accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti, è un accordo tra gli Stati Uniti, l'Italia, la Germania, la Francia, il Canada, il Giappone, che sono i paesi che, diciamo così, fanno parte del club del G7, le più grandi economie del mondo. Abbiamo evitato che partano dei meccanismi automatici di ritorsione sulle imprese italiane. Dopodiché la discussione sui dazi e sulla tassazione internazionale non è finita qui, continua, è una fase storicamente delicata in cui l'Italia c'è, cerca in qualche modo di tutelare la nostra economia. Nuovo intervento per l'elicottero Volpe della Guardia di Finanza di Venegono Superiore. Si è alzato in volo per soccorrere e portare in salvo un escursionista di 77 anni che risultava disperso alle pendici del Monte Rosa. Un escursionista di 77 anni che risultava disperso alle pendici del Monte Rosa nel territorio di Alagna Valsesia. Si è alzato in volo l'elicottero Volpe della Guardia di Finanza di Venegono Superiore che ha raggiunto la zona e grazie a strumenti di localizzazione ha individuato il punto in cui si trovava l'uomo, l'ha raggiunto, caricato a bordo e salvato. Ennesima operazione dunque portata a compimento con successo dalle Fiamme Gialle di Venegono Superiore che intervengono in scenari da ultimo minuto. La ciclabile del lago di Varese è una delle perle del territorio, ma merita più cura e una visione unitaria per il futuro. Con Francesco Sambugara siamo andati a vedere luci e ombre del percorso. Buche sull'asfalto, panchine rotte, parati instabili. La pista ciclabile del lago di Varese mostra i segni del tempo. In alcuni tratti la vegetazione invade la carreggiata, i cartelli informativi sono rotti o vandalizzati e nella zona di Groppello mancano totalmente le protezioni con un rischio reale di cadute anche gravi. Ma non è tutto negativo. Molti tratti sono ben curati, con erba tagliata, cestini nuovi e panchine rimesse a nuovo. A Biandronno è in corso un'importante riqualificazione da quasi €1 milione e a Bodio Nago nascerà presto un museo del Neolitico. La ciclabile resta un gioiello del territorio varesino da vivere e valorizzare, ma servono interventi rapidi, costanti e soprattutto coordinati, perché la bellezza qui non manca, serve solo un po' più di attenzione. Maggioranza sotto pressione, il sindaco Galimberti sfugge al confronto. Il consigliere comunale e vice capogruppo della Lega Stefano Angei, intervistato in Prealpina da Barbara Zanetti, critica duramente l'amministrazione comunale di centrosinistra a Varese. A Palazzo Estense c'è tensione, Angei, perché? C'è molta tensione perché la giunta e soprattutto il sindaco Galimberti sono fortemente sotto pressione a causa dell'attività che come consiglieri comunali, in particolar modo della Lega, stiamo facendo. Ecco, pensate che il sindaco si rifiuta addirittura di rispondere alle interrogazioni che gli poniamo, scappa dal confronto, cerca di anestetizzare quelle norme del regolamento che sono poste a tutela della minoranza per convocare le commissioni e quando vengono convocate dà mandato ai suoi uomini del PD e delle liste collegate di far saltare le commissioni. Ecco, un atteggiamento irricevibile ma che sicuramente riceverà un'adeguata risposta da parte nostra.
Facciamo rumore, è questo il titolo dell'omaggio a Raffaella Carrà in scena al MIV domenica 13 luglio alle 20:45. Questa mattina ci sono state le prove e siamo andati a vedere con Angelo Puricelli di agenzia Blitz che ha intervistato Cristina Valenti, la cantante che darà voce proprio alla Carrà. Abbiamo scelto di omaggiare Raffaella Carrà perché è una grande donna, era purtroppo una grande donna, mi ha ispirato sia per la sua forza, per la sua simpatia, per la sua empatia e sensibilità. Secondo me non è mai abbastanza omaggiarla, quindi più facciamo rumore, come diceva lei, meglio è. E poi ho deciso di omaggiarla perché anche a me personalmente mi ha dato molta forza nella mia vita, sia a livello di salute. Non vi dirò di più perché verrete a vederlo e vi spiegherò anche questo aspetto qui, e poi perché fa cantare, fa ballare, ci fa divertire, e quindi quale migliore artista? Raffaella Carrà. Che questa sarei io, ma ci abbiamo provato, dai. Ma vi dirò di più, se verrete vedrete Luca Biondo. Ah sì? Non lo sapevo. Che ne sai? Quindi vi aspettiamo domenica 13 luglio al MIV per un concerto pazzesco su Raffaella Carrà! E ora lo sport, tennis, esordio vincente di Mattia Bellucci sull'erba di Wimbledon. Il 24enne di Castellanza ha battuto in 4-7 il britannico Oliver Crawford. Ora l'asticella si alza perché al secondo turno affronterà il ceco Lehečka, numero 25 del ranking ATP. E ora spazio alle anticipazioni dei temi che potrete trovare domani sulla prealpina, linea al caposervizio Antonio Triveri. Buonasera, sulla prealpina di domani torniamo sul blackout dei voli di sabato sera. Che cosa è successo nei cieli del nord Italia? Paola Grimaldi lo ha chiesto al presidente dell'ENAC, Pierluigi Di Palma. Sulle pagine dell'economia l'intervista di Emanuela Spagna a Giovanni Brugnoli di Confindustria Varese, eletto presidente della fondazione del Made in Italy, che spiega la sua ricetta per riavvicinare i giovani alle imprese. A Varese è partito il nuovo piano delle asfaltature. Sul giornale di domani facciamo il punto dei lavori. Torniamo poi sull'omicidio di Davide Gorla e sempre a Busto Arsizio vediamo le reazioni alla visita in carcere degli avvocati della Camera Penale, rilevati pochi spazi e sovraffollamento. E poi la storia di Silvio Pezzotta, papà di Mariangela, una delle vittime delle bestie di Satana. Il Rotary Varese gli ha conferito la targa Polaris. E come ogni martedì la rubrica Oltre Confine dedicata ai frontalieri. Nelle 5 pagine di domani focus sull'epidemia da stress che in Ticino colpisce soprattutto i giovani e sull'opportunità per le piccole e medie imprese svizzere di essere protagoniste dell'innovazione aerospaziale. Ebbene, per questa sera è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani. A voi tutti l'augurio di una buona serata.